qualcosa di particolare. Oggi, come diceva Franco, ci sarà qualcosa veramente di leggermente aggressivo e quindi vediamo come saranno. Grazie a tutti e soprattutto buona serata. Questa location meravigliosa di Nero Sabbiadoro per la presentazione della campagna abbonamenti e delle maglie. Tutti si chiedono, ogni anno l'Udinese naviga tra la metà classifica un po' più in giù. Quest'anno si potrebbe presupporre di fare qualche passo in avanti per dare qualche soddisfazione anche ai tifosi, di più che non una minima salvezza. Beh, diciamo che l'ultimo anno abbiamo avuto una salvezza tranquilla, con Runec anticipata, abbiamo giocato un bel calcio, mi sembra che abbiamo fatto che i nostri tifosi siano rimasti abbastanza soddisfatti, a parte magari qualche piccola sconfitta, qualche sconfitta che abbiamo avuto dal resto che abbiamo avuto verso la fine del campionato, però diciamo che siamo molto soddisfatti della nostra squadra, del nostro tecnico, e io mi auguro che quest'anno daremo grosse soddisfazioni ai nostri tifosi. Quindi l'asticella magari si alza di qualcosa. Sì. Che adesso la domanda sua? Diciamo che questa è una domanda non semplicissima, però diciamo che noi ogni anno programmiamo per il nostro futuro, quindi non è che abbiamo, diciamo, ogni anno cambiamo strategia, no, noi investiamo sul giocatore per anni, quindi non so, alcuni giocatori, Perez per esempio, è rimasto qualche anno in più, qualche altro giocatore si sta fermando di più per farlo crescere e per farlo soprattutto valorizzare, quindi diciamo ogni anno noi facciamo questo tipo di politica.